C'è un tempo sospeso in cui la terra trattiene il respiro e il cielo sembra ascoltare. Un tempo in cui ciò che era frammento ricorda di appartenere a un disegno più grande. Le radici cercano l'acqua, i rami cercano la luce e nell'incontro nasce l'armonia. Antiche pietre custodiscono il silenzio dei secoli, mentre un soffio invisibile attraversa i cuori e li accorda come strumenti lontani. E nella notte che si apre, ogni cosa trova il proprio posto e il mondo ricomincia a fiorire. Ogni origine è una scelta, non rumore, ma volontà silenziosa. Una tensione invisibile chiama ciò che è disperso nel mondo a riconoscere il proprio posto. Così prende forma l'armonia, un equilibrio sottile che riconcilia ogni cosa con il proprio destino. Popoli del mondo, benvenuti. Io sono figlia di questa isola antica, custode di vento, pietra e mare. Stanotte vi accolgo sotto questo cielo. Questo è il nostro tempo di armonia. Nel silenzio che precede ogni rinascita, la terra trattiene il respiro. Da sempre il sole è segno di ritorno e di promessa. Memoria luminosa che attraversa i secoli. Con il suo moto eterno ricorda agli uomini la forza del tempo che rinasce e la speranza ostinata di un mondo che cerca la pace. Il seme custodisce un principio antico, misura segreta dell'esistere. Ciò che sembrava dormiente custodiva soltanto il tempo dell'attesa. E la vita, germogliando, si accorda ancora all'eterna armonia del mondo. Il mandorlo fiorisce, così la primavera annuncia il suo ritorno e la nostra terra rinnova il suo rito antico. Ricordare che la vita trova sempre la forza di rinascere. Che cos'è un fiore, se non una promessa che prende forma? È l'invisibile che si affida alla luce. Non è fragilità, ma compimento. E quando la vita fiorisce, ogni attesa comprende già di essere primavera. C'era un tempo in cui bastava un soffio per dissolvere i confini. Da bambini offrivamo all'aria ciò che tenevamo tra le mani, lasciando che fosse il vento a scriverne la rotta. Non era leggerezza, era
forma antica di fiducia. E quei soffi dispersi non si sono perduti. Hanno attraversato terre lontane, tracciato rotte invisibili, finché le distanze hanno smesso di essere confini. Rispetto, ascolto, accoglienza, parole che non fanno rumore, ma tengono acceso il mondo. È il segno che l'amicizia non è parola, ma una scelta che arde e unisce. Cos'è questo ritmo che attraversa la notte? È un suono antico che sale dalla terra. Non è solo musica, è l'amicizia che prende ritmo e chiama i corpi a muoversi insieme. Popoli, lingue, pensieri si depositano come semi. I passi degli uomini diventano tracce, le voci diventano memoria e nel silenzio dei secoli cresce il nostro sapere. Proprio dalla nostra terra è nata una domanda semplice e infinita. Chi siamo davvero? Ciò che pensiamo di essere o ciò che gli altri vedono? Così l'uomo attraversa la vita tra verità e apparenza, cercando la propria identità tra infinite forme. Coraggio, responsabilità. Nonostante la sua inquietudine, l'uomo conserva ancora il desiderio più semplice: vivere senza paura. Non è utopia, è la scelta più coraggiosa che l'umanità possa compiere. La pace prende forma quando gli uomini si riconoscono, non come avversari, ma come parte della stessa storia. E
ogni abbraccio tra popoli ricorda al mondo che la pace è ancora possibile. E quindi, che cosa fa fiorire davvero il mondo? Non la forza, non il dominio, ma l'amore. La sola energia gentile che fa sbocciare la vita. Che cosa rende una terra più grande della sua storia? Non soltanto ciò che costruisce, ma ciò che impara. Memoria che attraversa i secoli e si tramanda come tradizione di pace. Così si conclude questo viaggio di colori, tradizioni e incontri. Il mandorlo in fiore continua a raccontarci una verità semplice e antica. La speranza trova sempre la sua primavera. Questa notte abbiamo condiviso un viaggio, fatto di storie, di culture, di popoli arrivati da lontano per vivere lo stesso cielo. Un'idea antica che attraversa il tempo. Concordia mundi, la concordia del mondo, l'armonia che nasce quando i popoli non si oppongono, ma si incontrano. Grazie a tutti voi per aver condiviso questa notte. Grazie Agrigento.